E allora eccoci ritornati in studio per la seconda parte della nostra trasmissione, una seconda parte che, come abbiamo anticipato anche prima della pubblicità, si occuperà di, possiamo dire, una pagina nera forse anche della nostra storia, un problema che si trascina da tanti anni. È un problema mondiale. Allora, c'è la scoperta dell'amianto. L'amianto è un materiale sicuramente importante per le costruzioni, però a distanza di anni si è rivelato un micidiale cancerogeno, con tutte le complicazioni che sono avvenute, e oggi, avendo percepito questa pericolosità dell'amianto molto tardi, perché poi ha i tempi di reazione molto lunghi, cioè spesso la patologia emerge dopo 20-30 anni, non si è associato subito il pericolo con l'utilizzo del materiale, e quindi siamo arrivati al punto di bloccare la produzione dell'amianto, ma nel frattempo abbiamo una quantità di amianto mostruosa, soprattutto per quel che riguarda le coperture, ne parleremo più tardi. Certo. Allora direi che il problema è molto importante perché è sottovalutato. Ne parliamo stasera perché l'amianto, si è parlato per anni di AIDS, ma l'AIDS tutto sommato è meno pericoloso dell'amianto, è molto più diffuso e lo dimostreremo più tardi, ma adesso ti lascio presentare i nostri ospiti che ci spiegheranno meglio quello che andremo a concludere. Certo, è quello di cui andremo a discutere in quest'ultima parte della trasmissione. Allora, buonasera ad Alberto Alberti. Buonasera, grazie di essere qua, presidente dell'associazione Esposti Amianto e altri cancerogeni di Ferrara. Buonasera, grazie di essere qua. Buonasera al dottor Enzo Merler. Buonasera dottore, grazie anche a lei di essere qui, della Fondazione Vittime Amianto Beppi Ferro. Buonasera e grazie anche a lei. Buonasera a Giovanni Borgia. Buonasera, lei fa parte dell'Osservatorio Nazionale dell'Amianto. Ecco, sicuramente tre esperti, tre persone che hanno vissuto e stanno vivendo diciamo, il problema, la problematica dell'amianto in prima persona, come dire, a contatto diretto col problema. Interessati nella vicenda dell'amianto, una vicenda estremamente complessa, soprattutto per lo smaltimento. Ma approfittiamo di un evento successo un paio di giorni fa. Facciamo vedere l'esplosione necessaria e indispensabile del ponte di Genova, il ponte Morandi, e quindi direi alla regia di mandare in onda l'esplosione del ponte Morandi, che ci racconterà esattamente quello che succede. Roba da cinema! Tieni. Bellissimo, cazzo. Allarme, sono partito. Dì a Vittorio, complimenti, diglielo. Hai visto come si è piegato giù? Ecco, abbiamo visto un'esplosione di un ponte fatto sicuramente anche con l'amianto, perché è degli anni 60, e di conseguenza chiederei ad Alberto Alberti un'esplosione di questo genere, e vediamo il fumo, come quanta polvere ha creato, e purtroppo l'operazione era indispensabile e non c'era alternativa, perché bisognava comunque farlo, ma certamente in quel momento e in quell'area tanto amianto è andato per aria. Prego. Tantissime fibre sono andate per aria, però era un'operazione controllata nel senso che vede che le polveri si abbassano subito, quindi hanno fatto vedere alla televisione che tutta la parte cementizia era bagnata e quindi le fibre non hanno potuto, come posso dire, prendere il volo come naturale fosse. Esatto. Ma addirittura hanno coperto le zone di esplosione, sono state coperte da sacchi di sabbia per evitare il disperdersi dell'amianto, ma comunque questo è un problema. Ecco, parliamo del problema non tanto del ponte, della necessità, ma quanto che spesso lo smaltimento comporta rischi. Sa quanti miliardi di fibre c'erano in giro?
che certo, così bagnate si sono abbattute subito. certo. Adesso bisogna fare recuperarle. Esatto, recuperarle. È Sì, quasi impossibile, perché la fibra, che è 3000 volte più piccola di un capello, bisognerebbe recuperarla agglomerata, no? Con la parte cementizia. Però è un lavoro, secondo me, che meglio di così non si poteva fare. certo. Io credo, come tecnico, credo. Certo. Sentiamo il dottor professore. Merler? Sentiamo anche il dottor Merler cosa dice di questa esplosione, di quello che... Allora, io non conosco dati che possano descrivere, fare comprendere qual era la situazione di questo manufatto e in che cosa, se fosse presente amianto, in che forma, in che situazione. Evidentemente questo ponte non ha nessun paragone con quello che è successo nel disastro delle Torri Gemelle, in cui invece quello era un edificio, un grattacielo. Negli Stati Uniti, come in molti paesi e in strutture edilizie di questo tipo, le coibentazioni a spruzzo in amianto sono state presenti, servivano a rendere ignifughe le strutture in metallo che sostenevano la struttura. Quello è stato certamente una situazione di esposizione a livelli importanti di amianto, in questo caso per i soccorritori. Non credo che sia possibile alcun paragone tra le Torri Gemelle e questo ponte. Un ponte non ha necessità di essere coibentato con amianto a spruzzo. È possibile che alcune parti contenessero amianto, ma io non so, non conosco i dati e quindi si tratta di discutere di situazione per situazione, comprendendo anche le assolute differenze che possono esistere. È giusta l'affermazione che è stata fatta, che l'amianto è stato un materiale molto impiegato in edilizia o per aspetti come quelli nominati dell'ampio utilizzo di cemento amianto, o in alcuni casi come nel caso delle Torri Gemelle, per coibentazioni a spruzzo sulle strutture metalliche. Certo, certo. Allora, io però vorrei innanzitutto, anche per i telespettatori, dare come dire, alcune informazioni relative proprio all'amianto, perché si parla di amianto, molti però magari, forse soprattutto i giovani, magari poco conoscono questo materiale. Borgia, cosa possiamo dire in proposito? L'amianto, come diciamo tutti i materiali insomma pericolosi, bisogna circoscriverlo, bisogna cercare di fare una mappatura dove ci sono veramente edifici, perché purtroppo come hanno detto anche i presenti, negli anni 50 non si conosceva, non si sapeva praticamente la pericolosità di questo materiale e si è costruito indiscriminatamente, e quindi sì, abbiamo anche le famose onduline, si chiamavano così in gergo. Sì, le vediamo. Esatto, e quindi praticamente questo materiale poi negli anni 80 hanno capito che forse era meglio toglierlo completamente, e allora a questo punto, a mio avviso, bisogna fare una mappatura, una bonifica e tenere sotto controllo questo materiale, perché si è costruito in edifici pubblici, edifici privati, perché il costo era abbastanza basso, e poi diciamo che era anche ignifugo, era anche isolante, che si prestava delle qualità. Sì, però purtroppo si è scoperto alla fine, e diciamo, si sapeva che era anche pericoloso, però insomma fino agli anni 80 non si era certi e quindi poi hanno detto basta con l'amianto, dobbiamo cercare. Adesso cosa si può fare? Si può soltanto vedere edifici pubblici, edifici privati dove è presente, si circoscrive, e bisogna tenerlo proprio, perché anche vai in campagna, ti fai un picnic, ti metti lì a mangiare una mela e accanto di te neanche ne accorgi, e c'è quelle che una volta facevano così, costruivano delle, certo, capito, delle baracche, li mettevano lì così, ce n'è dappertutto, anche nei fossi, e quindi è veramente bisogna dire a tutti, giovani e meno giovani,
che anche il semplice contagio, anche se l'operaio che viene a casa e ha una giacca che è intrisa di amianto, può contagiare anche gli altri. Certo. Allora iniziamo magari anche a presentare qualche numero. Sì, ma io direi di parlare dell'amianto come agente patogeno. Quindi chiederei al professore qui presente se ci può raccontare quali sono le patologie che possono derivare da respirazione, assunzione di amianto, quindi l'organismo come reagisce alla presenza di amianto all'interno dello stesso. Il problema che pone l'amianto è i rischi che ne derivano, sono rischi in particolare per respirare fibre di amianto. E respirare fibre di amianto può derivare dal fatto di lavorare amianto in fibra o di produrre materiali in cemento amianto. Un altro aspetto che è stato nominato qui, facendo riferimento ad esempio alle strutture edilizie, è che materiali in amianto che contengono amianto possono degradarsi o subire delle attività che comportano di portare all'esterno, quindi di favorire di respirare fibre, perché questi materiali le rilasciano. Il problema principale è il fatto di respirare fibre di amianto. L'amianto è un minerale naturale che è presente in diversi tipi, alcuni in diverse forme, alcune utilizzate commercialmente fin dalla fine dell'Ottocento, con un'attività di estrazione in miniera, da cui si ricavano fibre libere che sono entrate in numerosissime applicazioni e utilizzi. I problemi gravi sono stati presenti nei lavoratori che producevano materiali in amianto fin dalla fine dell'Ottocento, da quando ne è iniziato un uso industriale. Si è trattato dei lavoratori di miniera o dei lavoratori che producevano materiali in amianto che avevano la caratteristica di essere friabili, come tessuti in amianto e materiali che con facilità rilasciavano fibre. Quindi il primo problema è stato quello e è rimasto per un lunghissimo tempo, per tutto il periodo in cui l'amianto è stato usato nelle produzioni industriali, è stato un problema per i lavoratori. Successivamente è diventato un problema per le comunità o che risiedevano vicino alle aziende che potevano inquinare, oppure per gli utilizzi che hanno toccato la popolazione generale, utilizzi che hanno significato che al di là dei lavoratori anche persone che potevano essere i familiari dei lavoratori, le persone che risiedevano vicine a luoghi inquinati eccetera, ne venivano a contatto. Quali sono i problemi? Da un lato sono stati dei problemi che adesso, almeno per noi come Paese o per noi come Europa, stanno scomparendo, come le fibrosi polmonari, che significavano un indurimento progressivo del polmone e quindi la incapacità di respirare, la morte per asbestosi, ma progressivamente è stato detto, è diventato chiaro fin dagli anni 30 del Novecento che l'amianto era per l'uomo un cancerogeno. È un cancerogeno perché causa un tumore particolarmente infrequente, praticamente inesistente se non ci fosse stato l'uso dell'amianto, che è il mesotelioma di diverse sedi. Specifico, cioè quindi il mesotelioma è... Oppure degli altri tumori come il tumore polmonare, il tumore della laringe, il tumore dell'ovaio, che sono causalmente associati con il fatto di respirare fibre. È invece una discussione abbastanza, diciamo così, chiusa, ma potenzialmente da tenere presente, che l'amianto può anche derivare per l'uomo dal fatto di assorbire fibre di amianto, perché
Quindi ingerirlo. Allora, di ingerirlo, perché ad esempio sono state usate condotte in cemento amianto per veicolare l'acqua potabile, eccetera. Ma il problema grave, il problema principale è il rischio che consegue al fatto di respirare fibre di amianto. Ecco, diciamo che la patologia più frequente è quella della respirazione dell'amianto, però teniamo presente che la maggior parte delle condotte d'acqua fatte nel secolo scorso sono tutte a base di cemento amianto, di conseguenza noi ce lo beviamo. Sì, ma quello che invece è abbastanza chiaro è che bere, ricevere fibre di amianto, ad esempio attraverso un'acqua che lo contenga, non causa un rischio di tumore si parla di tumore del colon e tumore dello stomaco. Allora, ci sono degli aspetti da tenere presente. Una volta che si respirano le fibre, che queste arrivano nel polmone, le fibre vengono distribuite in una qualche forma in altri organi e possono raggiungere organi distanti e ad esempio è vero che in diversi studi su lavoratori esposti ad amianto sono stati rilevati aumenti di tumori lei ha nominato il colon e quindi dell'apparato digerente. Testicoli, colon, anche testicoli. I testicoli dell'uomo sono ricoperti da una membrana che è di nuovo un mesotelio, quindi esistono. Quella membrana viene intaccata dall'amianto. Sì, allora, questo è il rischio dell'amianto, è un rischio perché questa trasmissione non è tanto per far capire che cos'è l'amianto, per far capire i rischi che noi corriamo quotidianamente. Allora faccio un altro esempio dell'impiego dell'amianto. I ferrodi delle auto fino a qualche anno fa, ferrodi, cioè le placche che servono per frenare la macchina, erano fatte di amianto e noi quell'amianto polverizzato, perché li consumavamo, ce lo siamo respirati tutto nelle autostrade, nelle città urbane, tu ne hai respirato. Di conseguenza ci può essere un aumento dei tumori a causa di questo uso dell'amianto. Tengo a precisare un'altra cosa, che uno dei filtri del vino, fino a qualche anno fa, era fatto con fibre di amianto, perché aveva la caratteristica di purificare perfettamente l'amianto, il vino, ma naturalmente nessuno sapeva l'effetto che avrebbe comportato l'ingerire queste particelle. Ho visto prima che c'era un bellissimo filmato con le microfibre di amianto che entrano dentro nell'apparato respiratorio e poi ci fa vedere l'effetto che fanno all'interno dei polmoni e all'interno delle pleure. Ecco qua. L'amianto che scende giù, ecco qui che scende giù attraverso la trachea e si va a depositare direttamente gli alveoli. Ecco. Prego. Posso interagire? Io dicevo prima che l'amianto è causa di mesoteliomi nell'uomo. Per capirci sui numeri e quindi per capire quello che anche è stata la sua affermazione, diverse cavità nell'uomo sono rivestite dal mesotelio, i polmoni e quindi il mesotelio pleurico, il peritoneo e nell'uomo la tunica vaginale del testicolo. Le dico delle cifre in modo che capiamo il problema. Dall'87 ad oggi in Veneto ci sono stati pressappoco 2800 casi di mesotelioma. Di questi un 10%, quindi vuol dire che il 90% sono mesoteliomi pleurici, un 10% sono mesoteliomi peritoneali, un numero rispetto a 2800 di 5 o 6 mesoteliomi del testicolo, di una decina di mesoteliomi della cavità che riveste, delle pleure che rivestono il cuore, hanno riguardato altri organi. Quindi la mia affermazione, purtroppo l'amianto causa mesoteliomi, è un'affermazione che significa nella maggior parte dei casi per l'uomo
insorgono mesoteliomi pleurici, sono molto importanti perché rappresentano il 10%, quelli peritoneali, l'uomo ha la sfortuna di avere i testicoli rivestiti da mesotelio, per fortuna queste altre sedi sono meno coinvolte da questa neoplasia. Meno soggette al coinvolgimento. Prego Alberti. Io volevo aggiungere qualcosa sull'acqua potabile. Sì. Qualche anno fa a Carpi c'è stato un convegno tenuto dall'avvocato Bonanni dell'ONA e ho partecipato anch'io e abbiamo avuto una grossa discussione perché io non sono convinto che nell'acqua potabile ci siano fibre di amianto. Perché non sono convinto? Perché non si è mai visto un tubo che si sia eroso per lo scorrere dell'acqua potabile, si è sempre visto un tubo intasarsi. E ho fatto una ricerca presso l'Istituto Superiore di Sanità e loro sono d'accordo con me che il calcare contenuto nelle tubazioni protegge le tubazioni, crea un film sul tubo, no? E l'acqua non va a contatto con le fibre di amianto. Quindi l'acqua non corrode il tubo, no, ma porta del calcare, il quale protegge naturalmente l'acqua che viene dopo, quindi protegge la superficie interna. Tubo, perché c'è qualcuno che dice quando si rompe il tubo l'acqua in pressione spara fuori, non tira dentro la parte del tubo. Diciamo che in questo senso potremmo essere più ottimisti. Ma certamente, dobbiamo essere allarmisti quando bisogna esserlo. Nel momento in cui si fa una riparazione, il tubo, se si fa una riparazione, perché io consiglio sempre che di già che si ha in mano il tubo, visto che è un materiale pericoloso, si cambia l'asta da valvola a valvola, no? Visto che sono dritte si fa uno scavo e non è una spesa così impossibile, ma mettendo del materiale che sia igienicamente, parliamo igienicamente, no? Più compatibile con l'essere umano. Di già che ci siamo, non si fanno le riparazioni, ma se qualcuno facesse una riparazione, prima di mettere in servizio il tubo lo deve lavare. Ci sono gli scarichi sui tubi, lo lava fin tanto che non viene fuori l'acqua pulita. Possiamo tranquillizzare i telespettatori che probabilmente sull'acqua non abbiamo problemi, perché abbiamo un rivestimento naturale della condotta. Dove trovano migliaia e centinaia di migliaia di fibre, il problema è un altro, secondo il mio punto. Non lo conosco, però è un altro il problema. Lo trovano però comunque, le trovano. Ma non lo so. In questo convegno sulla carta c'è scritto, a Carpi ne trovano dei quantitativi esagerati, sono scritti sulla carta, però loro ogni tanto si muove un po' a terra, chissà che non si rompa quel film famoso, no, di calcare quindi attribuibile a un terremoto l'eventuale fuoriuscita io ci vedo poco ipotetico chiaro. Chiaramente. Ascolti, io ci vedo poco chiaro. Quindi è allarmismo secondo lei? No, voglio fare dell'allarmismo, sì. C'è qualcos'altro sotto. Secondo il mio punto di vista. Mi scusi, ascolti, non lasciamo il problema sospeso. Cosa c'è sotto? Non posso saperlo. Cosa succede? Non posso saperlo. Non possiamo argomentare se lei non lo sa. Insomma, posso supporre che derivi da qualche altra parte. Magari che qualcuno voglia sostituire le tubazioni e fare il business. Questo è allora qui probabilmente è un sistema per provocare un intervento che non è necessario. No, appunto, secondo me l'abbiamo detto. Io la penso così, però non è detto che sia giusto quello che penso io. L'abbiamo chiamato come esperto, questa è la sua opinione e diamo atto che potrebbe essere. Se effettivamente l'effetto è quello che i tubi sono già rivestiti di calcare, quindi eventualmente se c'è presenza di amianto non deriva da tubi ma deriva da un'altra provenienza. Tra le varie ipotesi potrebbe essere che c'è un'emissione di amianto appositamente prestabilita. È l'Istituto Superiore della Sanità che dice quello che le ho detto io, che si crea il film. Non me lo sono inventato. Sì, ecco, allora se lo dice il Consiglio Superiore della Sanità siamo ancora più tranquilli. Quindi in questo momento le nostre tubature dell'acqua potabile sono protette.
dal calcare stesso che porta l'acqua, e quindi diciamo che siamo a posto. Allora, però il problema dell'amianto è stato un problema a livello industriale, nella produzione, nell'utilizzazione dell'amianto, e naturalmente qui nel Veneto abbiamo avuto dei fenomeni abbastanza importanti, soprattutto nella zona di Mardaghera, certo. E quindi tu sei andato a intervistare. Certo, abbiamo incontrato il magistrato Felice Casson, poi anche senatore, che appunto è stato, tra virgolette, il promotore, il protagonista di quello che è stato il processo Breda. No, scusa, non è stato promotore o protagonista, cos'era? Pubblico ministero? Faceva il pubblico ministero nel processo appunto sull'inquinamento da amianto, dove ci sono state, mi pare, 14 morti. Certo. Allora vediamo cosa ci dice nella prima cosa parte ricorda dell'intervista appunto di quel processo. È un'indagine, un processo che ricordo molto bene, perché praticamente è stato l'ultimo fascicolo che ho trattato come magistrato della Procura di Venezia prima di passare al Senato della Repubblica. Ricordo che all'esito di quelle indagini, del processo nei vari gradi, sono stati condannati gli amministratori delegati di Breda Fincantieri per la morte degli operai, sia per tumore polmonare che per mesotelioma pleurico, e inoltre un dato molto importante e innovativo è stato che sono stati condannati anche per la morte di 3 mogli degli operai che per 20-30 anni avevano lavato e stirato le tute da lavoro del marito, ed erano morte di mesotelioma pleurico, erano della zona veneziana mestrina. Questo è un dato molto importante e significativo. Quella sentenza è stata anche significativa come precedente, era praticamente il primo processo che si faceva in materia di amianto in questa zona di una certa consistenza, era quasi un processo pilota, direi, perché abbiamo selezionato, erano mi pare 14 le vittime, operai che erano morti di tumore polmonare e di mesotelioma. Inoltre, anche proprio come indagine processo pilota, abbiamo proposto anche la morte delle 3 mogli, quindi in questo caso abbiamo selezionato per vedere cosa sarebbe successo nei tribunali, nelle corti d'appello e in corte di Cassazione. È andata bene, nel senso che ci sono stati risarcimenti a favore dei parenti delle vittime e le condanne degli amministratori delegati pro tempore. Eccolo qua. Quindi abbiamo visto causa e effetto, anche la moglie purtroppo coinvolta perché lavava i vestiti, le tute del marito, ecco. Abbiamo casi analoghi che ricordiamo, prego Merlier. Allora, il senatore Casson indicava una situazione specifica, quella del cantiere Breda Fincantieri. Alle spalle di questo nome ci sta il fatto che nella cantieristica navale l'amianto è stato particolarmente usato per la coibentazione degli scafi e per il rivestimento di condotte, per la coibentazione degli scafi anche con tecniche che erano particolarmente inquinanti, come lo spruzzare amianto insieme a colla per rivestire le paratie interne delle navi. Quindi questo ha rappresentato un uso assolutamente rilevante di tipo per gli addetti delle industrie, in particolare per la costruzione navale. Un problema successivo è quello della cantieristica di riparazione navale. Il cantiere Breda era un cantiere di costruzione. Per capirsi sui numeri, se il senatore Casson ricorda che quel procedimento si riferiva ad una decina di casi, in questo momento, i numeri che ho dato io dall'87 ad oggi, i casi attribuibili alle esposizioni lavorative e domestiche legate alla cantieristica navale in Veneto sono circa 170, una ventina sono legati a casi insorti in mogli e in parenti di lavoratori, il resto sono legati all'utilizzo che nella cantieristica navale, di cui la Breda Fincantieri è il maggior rappresentante in Veneto come condizioni di esposizione, ci sono state. Non è stato l'unico cantiere,
sono esistiti nel veneziano altri cantieri di costruzione e anche cantieri di riparazione, certamente il numero di casi legato a quella specifica azienda è il più elevato nella cantieristica navale del Veneto. Certo, certo. Allora, prima della pubblicità volevo introdurre, diciamo, comunque fare un po' il punto della situazione per quello che sono, tra virgolette, i numeri, no? Abbiamo preparato una grafica dove si riassumono un po' quello che è l'amianto che è stato prodotto in Italia negli anni passati. Non è questa è la grafica relativa alla bonifica. Invece è la prima grafica che dovremmo avere, vediamo se la regia la propone, è quella appunto dove abbiamo la quantità di prodotto appunto in Italia e i casi soprattutto di mesotelioma che si sono verificati, oltre ai dati relativi alle morti. Vediamo se la regia lo propone, se no, no, vediamo se riusciamo a... No, non ce l'abbiamo. Vabbè, eccolo qua. Vabbè, intanto ritorniamo a quelle che sono le patologie, le abbiamo già accennate prima, la cui origine lavorativa è molto probabile, li abbiamo elencati prima, comunque li ricordiamo: l'asbestosi polmonare, le placche pleuriche e i spessimenti pleurici, il mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, di cui abbiamo parlato prima, e poi il tumore del polmone, tumore della laringe e tumore alle ovaie. E queste sono un po' quelle che possono essere le patologie maggiormente collegate sono certamente collegate. Ecco qua invece i numeri che avevo chiesto appunto in precedenza. Allora, dal 45 al 92 in Italia sono state prodotte circa 3 milioni e 700 milioni di tonnellate di amianto e ne abbiamo importate 1 milione e 900 mila. In 26 anni, dal 92 al 2018, sono stati registrati 21.463 casi di mesotelioma. È stato calcolato oltre 6.000 morti all'anno. Dottor Meller, sono troppi 6.000 morti all'anno? È già troppo uno, scusami. No, intendo come valutazione, diciamo, tra virgolette. Ma è stato fatto prima un confronto, è stata fatta un'affermazione che metteva a confronto i casi di AIDS e i casi di mesotelioma. È un'affermazione giusta, sono due problemi di sanità pubblica. Vediamo, abbiamo anche la grafica si possono fare degli altri paragoni. Quanti sono i morti per incidenti stradali in Italia, quanti sono i morti per lavoro in Italia. Noi abbiamo fatto questo paragone. Ma è un paragone giustissimo. No, perché facciamo un paragone di comunicazione, non tanto di importanza patologica, ma quanto giustamente è stato detto sulla AIDS, perché era sicuramente una patologia invasiva ed era nuova e tutto il resto, quindi tutto il mondo si è rivoltato di fronte a questa nuova forma di patologia, ma rimane silente, cosa che non vorremmo fare stasera, il problema invece dell'asbestosi e delle patologie che derivano dall'amianto. Allora vorremmo fare più luce sull'amianto e paragonando, se tanto si è detto per l'AIDS, quanto amianto c'è. Qui abbiamo appunto i due dati che sono amianto 6.000 morti all'anno, AIDS 560, per carità anche il singolo è importante, ma forse oggi la comunicazione non dà quell'importanza che l'amianto invece ha per tutte queste patologie. Prego. È giustissimo quello che lei dice, si deve anche fare un'affermazione aggiuntiva. Io ho fin dall'inizio detto che le persone che sono state toccate dall'amianto sono state in primo luogo i lavoratori. E proprio perché questa è una patologia che ha toccato e tocca soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto i lavoratori, è anche una patologia che di conseguenza viene
meno tenuta presente, più censurata, meno considerata. Quando io ho nominato prima che muoiono, perché purtroppo questa è una malattia mortale, muoiono ancora oggi più lavoratori per il mesotelioma che non i morti sul lavoro. Che ovviamente tutti quando li sentiamo dal Presidente della Repubblica in giù, come ha detto lei, come giustamente ha detto lei, ogni singolo decesso di questi è un decesso non accettabile perché è prevenibile. Quindi perché sarebbe stato prevenibile, quindi quando parliamo di questi numeri parliamo di un problema rilevante di sanità pubblica, problema di cui tutt'oggi abbiamo dei numeri, per il quale tutt'oggi abbiamo dei numeri importanti, nonostante sull'amianto siano state fatte delle scelte di sanità pubblica di assoluta forza, come quello di decidere nel 92, noi in Italia, adesso nel mondo sono una sessantina, ma tutta l'Unione Europea ha seguito questa decisione di bandire ogni nuovo uso dell'amianto, che è una decisione di sanità pubblica molto netta, molto forte. Non riusciamo tuttora ad eliminare gli incidenti stradali, nonostante la Comunità Europea ci chieda almeno dimezzarli. Bisognerebbe che vedessimo l'effetto positivo di avere fatto le scelte di questo tipo per l'amianto, perché questa è una patologia che tuttora sta lasciando un lascito molto rilevante. Ecco, colgo l'occasione appunto per sottolineare quello che lei ha detto, perché quando c'è un morto sul lavoro naturalmente sul telegiornale esce per primo, ma se vediamo il rapporto morti di amianto, morti sul lavoro, diciamo che è esponenziale le morti di amianto, però non vengono citate. Allora questo io chiederei a Giovanni Borgia un apporto in questo senso per sensibilizzare le persone sul problema. Per sensibilizzare le persone l'unica cosa è che chi si occupa insomma, della sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, di tutto, dovrebbe fare il possibile per stimolare le istituzioni a quantomeno, come dicevo all'inizio della trasmissione, a fare questa mappatura, a vedere dove c'è, perché appunto alla fine, come diceva il dottore qui presente, se ci sono morti sul lavoro e morti per l'amianto, perché questa distinzione? La maggior parte sono allora, cioè 500 l'anno morti di lavoro e 6.000 morti l'anno per quanto riguarda l'amianto, ma sono lavoratori, quindi sono 6.500, non sono, se sono tutti lavoratori o no, se sono lavoratori, e allora perché facciamo la distinzione? 500 morti l'anno per è caduta dall'impalcatura, è caduta nella botte dentro il vino, eccetera. E allora quest'altri sono morti tutti da lavoro. Cosa si può fare? Come rappresentanti per i lavoratori, come sindacalista, come ONA, come tutto, bisogna riuscire a sensibilizzare datori di lavoro e principalmente anche le istituzioni a livello regionale, a livello nazionale, perché è una cosa troppo lasciata a sé. Per sensibilizzare dobbiamo essere primi noi come persone, come cittadini, come rappresentanti dei lavoratori o anche di qualsiasi istituzione, che dobbiamo segnalare e segnalare sempre, e poi grazie anche a chi ci dà la possibilità di divulgare, di parlare di problemi che magari altri non gli interessano. Grazie a voi, anzi siamo qui per dire alla gente. Coglierei l'occasione per affrontare anche un altro aspetto. L'educazione sull'amianto non esiste. La maggior parte delle persone sa che è pericoloso, ma non sa dove sta, né sa che magari la tettoia della casa che è vicina è fatta con Eternit, famoso scoperta all'inizio del Novecento, dove questo amianto serviva non solo da riparare dall'acqua ma anche dal calore, quindi era un isolante termico eccetera e acustico. Quindi ci troviamo nello stesso problema della plastica, no? Non sappiamo che effetto fa, la butto
perché tanto una bottiglietta in più o in meno non cambia niente, però trasmissione precedente, stiamo creando un continente pari a 3 volte la superficie della Francia in mezzo all'Oceano Pacifico. Allora uno non si spiega perché cambia il clima, ma se io tappo un pezzo di oceano pari a 8 milioni di chilometri quadrati, probabilmente qualcosa influisce. Allora, non è necessario per caso dare un'informazione anche alla signora Maria, dico un nome così, Giovanna, o piuttosto che il signor Mario, che si preoccupi di quella pensilina, che si difenda, perché magari poi cade, fanno pezzettini, li mettono da una parte, ecco. E questo è il problema. E lo vediamo, adesso se in video ci mettono queste slide, riusciamo a vedere quello che invece deve essere fatto per riparare, per recuperare questo materiale che è pericoloso, no? Quindi bisogna avere una tuta, bisogna avere delle vernici per isolarlo e bisogna poi stoccarlo in maniera tale che non sia invasivo. Lei in questo senso cosa ci può aiutare a far capire alla gente a casa come trattare questo materiale e come viene trattato? Qua è una risposta difficile darla, perché bisognerebbe appunto chiamare, secondo me, gli addetti a questo servizio. Ci sono degli addetti allo smaltimento dell'amianto. Esatto, perché non si possono all'improvviso. Prego. Enzo Merler. Allora, io ho indicato che dal 92 esiste una legislazione in Italia che vieta ogni nuovo uso. Si deve dire in maniera più completa che è dal 92 che esiste una legislazione progressivamente aumentata, progressivamente allargata, progressivamente più estesa, che indica quali sono le modalità che devono essere utilizzate ad esempio nella rimozione dell'amianto. Esiste una legislazione importante e impegnativa che non esiste per la plastica ed esiste per l'amianto, quindi la legislazione di fuoriuscita dell'Italia dall'amianto è una legislazione che ha riguardato diversi aspetti che vanno dal censimento delle situazioni con coibentazione ad amianto alle modalità con cui deve essere rimosso l'amianto. La diapositiva che voi avete fatto vedere mostrava delle persone che sono incaricate di una struttura che deve essere autorizzata a fare questi lavori. Per farlo deve presentare un piano all'USL che è validato dall'USL e trasmesso a livello regionale, deve essere autorizzata a fare questo lavoro. I lavoratori devono essere lavoratori formati che hanno subito una informazione, e questo ad esempio tocca un punto che lei diceva, c'è un'informazione in primo luogo per le persone che ancora oggi devono avere a che fare con l'amianto. Certo deve esserci una formazione, un'informazione anche per la popolazione generale, però questi addetti hanno avuto dei corsi di formazione specifici, lavorano in condizioni protette come qui si vede, e queste condizioni protette sono conseguenti al livello di esposizione che potrebbe causare quel lavoro. Queste sono alcune, potrebbero essere più stringenti, devono essere più stringenti se fanno altri tipi di rimozione di materiale friabile. Quindi c'è una legislazione. Naturalmente tutte le legislazioni di protezione comportano che le legislazioni vanno attuate. Attuare una protezione significa avere dei costi, smaltire correttamente questo materiale significa avere dei costi. Nella diapositiva che avete fatto vedere in precedenza si è detto ad esempio che l'Italia ha risolto il problema di dove portare questi materiali consegnandoli alla Germania che li ha messi nelle sue miniere. Noi dobbiamo avere, ripropone la slide sulla bonifica. Noi dobbiamo avere i nostri siti adeguati in cui mettere in sicurezza il materiale che contiene amianto che è stato tolto dagli usi tuttora presenti.
Ecco, ma Alberti, siamo in ritardo con la bonifica, no? La bonifica è stata fatta in... Sì, la bonifica è ancora una panacea. Noi dobbiamo metterci nella testa tutti quanti, tutte le persone in ascolto, uomini, donne, bambini, tutti, nessuno è esente dalla fibra di amianto che ti uccide. Tutti devono capire questa cosa. Ed è estremamente insidioso. Causa e effetto non sono immediati, sì. E questo ritarda la consapevolezza, non si riesce a realizzare sì. L'effetto che può avere l'amianto che ho respirato 20 anni prima. Sì. E c'è stata anche una campagna, faccio sempre la comparazione con l'AIDS, una grande campagna per la difesa delle... È fondamentale quello che sta dicendo lei per la campagna dell'AIDS. Bravo. Però, mi scusi se la interrompo. Stessa cosa dovrebbe essere fatta per l'amianto? Sì. Bravo, mi sì, dica. Deve essere fatta per l'amianto perché l'AIDS è stato colpito nel segno, certo. Si vuole eliminare il problema, certo. Mentre io ho partecipato a tantissimi convegni, abbiamo parlato e riparlato sempre di medici che studiano come guarire un ammalato, ma nessuno ha mai parlato, recentemente, prevenire, toglierlo l'amianto, certo. Bonificarlo, perché toglierlo potremmo anche pensare di prenderlo e buttarlo ovunque e si fa uno scempio pazzesco. Bisogna bonificarlo. Sì. Provi a pensare, noi siamo senza discariche perché nessuno le vuole, in Italia le discariche nessuno le vuole. Le discariche per l'amianto dobbiamo specificare, no? Per l'amianto. Perché l'amianto, per eliminarlo, se lo porto in discarica cosa devo fare? C'è tutta una trafila da fare, però noi... ma diciamolo, no? Che viene di tutto, impacchettato, viene... Un attimo, mi faccia finire il discorso e perdo il filo. Noi altri non abbiamo affrontato in Italia il problema che causa la malattia e la morte dei lavoratori, non l'abbiamo affrontato, abbiamo saltato la prima parte e siamo passati alla cura. Sì. Allora, proviamo a vedere se il Ministero della Sanità dovesse investire nel togliere l'amianto, quante persone in meno cura. Ed questo è già un investimento. Sì. Costo della patologia rispetto ai vantaggi che potrebbe avere non solo per la vita delle persone, ma anche il costo materiale dello Stato, certo, per curarle. Proprio oggettivo, costo oggettivo. Certo. Cioè, se non muoiono più persone per mesotelioma o per malattie asbesto correlate, non spenderà meno il Ministero della Sanità. Sì, certo. E nel frattempo diamo vita alla povera gente che ha lavorato in condizioni particolari. Dobbiamo trovare il sistema di toglierlo tutto l'amianto davanti agli occhi, ce lo togliamo dai polmoni e ce lo togliamo dentro di noi, perché quando uno è ben sicuro di vivere in una casa dove attorno a lui ci sono ettari e ettari di terreno, capita come a Casale Monferrato, che c'era un circolo d'aria che prendeva le fibre sopra l'Eternit e le portava in un rione dove è morto tutti. Scusate il dialetto, dove è morto la maggior parte delle persone, è morto il barbiere, è morto il prete, è morto il bottegaio, non c'era mica niente a che fare loro con l'Eternit. Certo. Il barbiere, perché magari i lavoratori andavano a farsi tagliare i capelli. Quindi noi lasciamo l'eredità ai nostri figli di impianti o di costruzioni in amianto che poi non si sa che fine faranno. Un attimo, è un rischio latente. Io ho una mia teoria. Io ho una mia teoria. Torniamo indietro ai discorsi iniziali della trasmissione. Noi parliamo di amianto. Cos'è l'amianto? L'amianto è una fibra, è un minerale che viene prelevato sotto una montagna. La sua natura è quella di vivere lontano dagli agenti atmosferici. Lui in quelle condizioni non nuoce, no? Ma se noi adesso non abbiamo le discariche, abbiamo la possibilità però di avere tante fabbriche dismesse, le gallerie dell'autostrada, le miniere, ce ne abbiamo anche noi di miniere, di gallerie delle autostrade, potrebbe essere un'idea, no? Se noi togliamo l'amianto dalle coperture, no? Come si deve, no? Come dice il protocollo, cioè si incapsula,
si ammucchia, si impacchetta, si sigilla praticamente, si mette in un cassone di plastica dove è già stato progettato e presentato a Venezia al secondo, mi sfugge in questo momento, scusate, ho anche poco fiato. È stato a Venezia? È stato presentato a Venezia dal ministro Balducci, quando ha fatto non mi viene, va bene, dai, non importa, se noi lo mettiamo dentro un cassone di plastica e li ammucchiamo dentro un capannone sigillato esternamente, no? Senza avere possibilità di uscire, a 4 livelli di sicurezza: l'incapsulamento, l'impacchettamento, la cassa e lo stoccaggio. Il sarcofago. È il sarcofago. Dove vuoi che vada? Lo chiamiamo non discarica, perché non lo dobbiamo chiamare discarica, lo dobbiamo chiamare stoccaggio dell'amianto. No, stoccaggio temporaneo. Perché nello stesso tempo dobbiamo partire con la ricerca per l'inertizzazione. Se riusciamo a fare un materiale di riempimento, no? Che praticamente una volta che è inertizzato lo possiamo usare ancora e non nuoce più. Ho capito. Ho reso l'idea. È una massa inerte che può essere utilizzata per altre strutture. Sì, quando sarà inventato, messo a punto il sistema di inertizzazione, quella lastra di amianto deve essere inertizzata e poi usata. Un'altra cosa, se potete mettere quella slide di prima dove si vede la lastra di amianto con i 2 operatori, che stanno lavorando sul tetto. Eccola qua. Io voglio farvi notare un particolare di quella lastra lì, che è molto significativo. Allora, vedete che nella parte sotto c'è una riga bianca? Allora si dice che le lastre di Eternit devono essere integre. Ma per voi quella lastra lì è integra? Per me no. Sembrerebbe di no. L'unica parte che potrebbe essere integra è la parte bianca, che è di un colore diverso. Quello lì è stata a contatto con l'altra lastra, è stata non sottoposta ad agenti atmosferici e quindi potrebbe avere ancora quello strato di protezione, ma l'altra è stata erosa dal vento. Il sole, la pioggia lo bagna, il sole lo gonfia e il vento lo porta via. Le fibre che volano via da quella lastra lì sono innumerevoli. E le persone che ci stanno ascoltando devono capire qual è il problema, che è una casa nel deserto, il vento glielo porta l'amianto, se gira, no? Se c'è il vortice d'aria ci arriva lo stesso, loro possono morire anche se non ce l'hanno. Quindi lo Stato, il Ministero, chi di dovere deve intervenire per bonificarlo tutto, toglierlo tutto dagli occhi e staremo bene. A Bassiano è un comune di Latina dove noi siamo stati e 10 anni fa ha deamiantizzato il comune. Sono calati morti da amianto. Quindi rendiamocene conto. Ecco, importante parlarne, avere consapevolezza di quello che è l'amianto, perché parliamo che è pericoloso, però non riusciamo a capire quanto lo sia effettivamente e qual è l'effetto anche a distanza di questo amianto, che sembrerebbe una cosa inerte che sta lì e poi quando lo togliamo, invece lei mi dice può volare per chilometri e che chi se lo prende e sarà oggetto di patologia. Io le dico che ultimamente sono arrivati dei trentenni con il mesotelioma, ragazzi di 30 anni. Quindi giovani che hanno già respirato l'amianto e che hanno avuto queste patologie. Allora, ci fermiamo un attimo adesso, facciamo un breve break pubblicitario, dopo concluderemo la nostra trasmissione, risentiremo ancora il senatore Casson e avremo modo dunque di parlare anche di quella che è la legislazione. Insomma, ci sono alcune cose che vanno specificate. A tra poco.